Ci troviamo in un vigneto della Valpolicella classica, questo è un classico vigneto a pergola veronese di Corvinone che sarà raccolto nei prossimi giorni. L'annata 2012 si sta caratterizzando per un andamento meteorologico estremamente variabile. Abbiamo avuto una ripresa vegetativa intorno alla metà di aprile. L'estate invece è stata molto calda, con anche sbalzi di temperatura fra la notte e il giorno. Alla fine poi le piogge sono arrivate e siamo riusciti poi a iniziare la vendemmia intorno alla metà di settembre con uve perfettamente sane, mature. Le operazioni di vendemmia sono attualmente in corso e si concluderanno intorno alla metà di ottobre. Nella zona del lago di Garda abbiamo la possibilità di irrigare con dei sistemi localizzati, mentre la Valpolicella ha delle terre molto più tenaci e di conseguenza solo i giovani vigneti hanno avuto dei leggeri stress, mentre i vigneti adulti hanno consentito alle uve di arrivare a un ottimo livello di maturazione. Stiamo raccogliendo le uve per la produzione dell'Amarone della Valpolicella. Questa è l'ultima varietà che matura, si tratta del Corvinone. Questi vigneti hanno una produzione molto regolare e ben bilanciata, invece purtroppo alcune varietà precoci come il Pinot Grigio quest'anno hanno avuto una produzione leggermente inferiore alla norma. Le uve sono finalmente arrivate nel fruttaio Bolla in alta collina nel cuore della zona classica. Qua abbiamo una selezione di Rondinella, che è una delle varietà importanti dell'uvaggio per l'Amarone della Valpolicella. Resteranno in appassimento per tutto l'inverno e saranno pigiate nel mese di gennaio e di febbraio. L'annata 2012 si sta caratterizzando per un'ottima prospettiva di qualità. Le uve sono state raccolte perfettamente sane e mature e ci sono tutti i presupposti per un ottimo appassimento, quindi direi che il 2012 sarà un anno importante sempre per l'Amarone ma anche per il ripasso della Valpolicella.